locali ero un insensibile, dov'è finita la mia educazione? Presidente Myers, volevo dire. Un Mi sembri un po' teso, bello. Ti interessa una BD da sballo? Che offrite? Cosa non offriamo? Uomini e donne dei tuoi sogni, vere stelle della recitazione sinaptica. Qui niente palle mosce né fiche passe. Roba da autore. Ti fa pompare il cuore e schizzare i nervi fuori dal corpo. Pura estasi digitale. È per questo che la gente viene da noi. Beh, sapete come venderla. Qui non abbiamo merda prodotta in serie. Ti dico solo 3 parole. BD su misura. Ci vuoi dare dentro? Sai cosa? Magari un'altra volta. Certo, Stallone. Ci hai ripensato, eh? Su misura. Cazzo, pare una figata. Ok, ci sto. Un paio di cose che devi sapere. Qualunque registrazione non autorizzata sarà severamente punita. Niente droghe e niente palpatine. Se qualcuno ti attira, tieni le mani a posto. Lo cerchi nel catalogo, prendi una BD e vai in un cubicolo. Ti sembro così inesperto? Secondo te non lo so? La porta è aperta. Divertiti, bello. Benvenuto all'Izzis. Ma che bel faccino che hai! Ciao. Prendi qualcosa? Sto cercando Evelyn Parker. Sai, sei qui. Chi lo vuole sapere? Qualcuno che dà mance abbondanti se ottiene le risposte che cerca. Apprezzo il pensiero, davvero. Ma mi sa che non sono pagato per parlare.
Il contrario, in realtà. Tutto a posto, Matteo. Lo stavo aspettando. Evelyn Parker. Ho capito chi eri appena hai messo piede qui dentro. Potevi presentarti subito. Volevo prima darti una bella occhiata. Ti dispiace se parliamo di lavoro? So che hai qualcosa per me. Ma non qui. Seguimi. Siamo nella lounge, Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Cosa può fare una ragazza arrabbiata come me con un bel fusto affamato come te? Tradizionale, un po' pazzerello. Dex mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. Spero che non abbia esagerato. Parliamo di affari. Cioè, tutto bello, ma non sono qui per un'iniezione di autostima. No, sei qui per imparare qualcosa che ti cambierà la vita. Hai la mia completa attenzione. Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Il Relic. Un chip del programma assicura la tua anima, il componente principale. Abbiamo a che fare con l'Arasaka, il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. L'Arasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Il chip è nascosto nel Konpeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stato? Sai com'è, non ho mai avuto l'occasione di farci un salto. Peccato. Servono cibo incredibile. Lo chef deve aver fatto un patto col diavolo. Dov'è nascosto esattamente il chip? In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? È in città? Non leggi i Quotifax? I media non fanno che parlare dell'arrivo di Yori a Night City. La notizia è ovunque. Comunque, è il legittimo erede dell'impero Arasaka, l'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka. Aspetta, quindi Arasaka Junior prenderà le redini della corporazione mentre è a Night City? Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. E tu sei una di loro? I pezzi grossi come Yorinobu hanno alle spalle un esercito. L'hotel sarà una cazzo di fortezza. Yorinobu non vuole nessuno intorno a sé. Niente guardie. Se n'è sbarazzato da un bel po' di tempo. Ah, e perché? Sai cosa dicono sull'intelligenza dell'Arasaka, no? Starnutisci a Night City e a Tokyo cade un petalo di ciliegio. Yorinobu era convinto che le sue guardie dell'Arasaka facessero rapporto a suo padre. Quindi non colpiamo la corporazione, ma Yorinobu Arasaka in persona. Yorinobu è una marionetta. Ha perso ogni privilegio anni fa, quando ha deluso suo padre. Saburo ha tenuto per le palle Yori per anni e finirebbe per strappargliele se scoprisse che suo figlio non riga dritto di nuovo. Senti, se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio dell'Arasaka. Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. L'hai visto l'asso? O devo farti un bel disegnino? Bene, quindi niente sicurezza dell'Arasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto.
E lui dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. E la valigetta è? Lo scoprirai presto, se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Ok, e ora? Ora viene la parte migliore. Seguimi. Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Konpeki Plaza. Che me ne faccio di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A smanettarsi nei cubicoli? No. Possono essere molto utili. Sono ottime per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana, per quanto potenziata. Proprio quello che ti serve. Cosa c'è nella BD? La suite di Yorinobu, i meravigliosi interni. Il relic dovrai trovarlo tu. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Aspetta, vuoi dire che l'hai registrata tu? Mhm. Impianto di registrazione BD. È un problema? No, per niente. Vediamo la brain dance. Judy ci aiuterà. È una Mox anche lei. E ci conosciamo da anni. Vi, è importante. Judy mi ha sempre parato il culo. C'è sempre stata per me. Mi fido di lei. Ma è una Mox, non un membro della tua squadra. Tienilo a mente. Quindi fai il bravo. Baci piano. E tieni a bada la lingua. Rilassati. Che tu ci creda o no, so comportarmi. Sul lavoro e non. Ehi, non abbiamo finito. Ehi, eccovi qua. Questo è V. È qui per quella BD. V? Questa è Judy, il miglior tecnico di brain dance che io conosca. Smettila, altrimenti vomito. Ciao, Judy. Ho sistemato la BDF. Che ne dici? Funzionerà? È ancora un po' grezza, ma sì, dovrebbe andare. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Certo, calibriamola su di lui. Ho visto di peggio. Cioè, dovresti vedere porno di Jig Jig Street con cui a volte abbiamo a che fare. Quindi facciamo entrare V? Potrà vedere e frugare in giro, giusto? Che ne dici, V? Una brain dance grezza. Le hai mai provate? Che intendi con grezza? Cosa ha di diverso da quelle elaborate? Se sono fatte bene, quelle elaborate ti inviano emozioni e sensazioni che non potresti mai provare nel mondo reale. Ma è merda commerciale, quindi studiata a tavolino, codificata, controllata e gestibile. Quella grezza, invece... beh, somiglia più a un ambiente virtuale. Ti muovi liberamente e osservi le cose nei dettagli. I tecnici la usano per cercare le emozioni e gli impulsi più interessanti, che poi estraggono e usano per creare le BD che finiscono sul mercato. Siediti, mettiti comodo e ti prepariamo all'immersione. Prima devo creare il tuo profilo sensoriale. Ok, inizia pure. Ma giurami che non fa male. No, non questa volta. Non muoverti e guardami. Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Mhm. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali. Guarda fisso quei due schermi.
Fa finta di essere dall'oculista. Dovrò ripetere il processo di calibrazione ogni volta. Non necessariamente, ma vale la pena di aspettare. Dammi ancora 2 minuti e vedrai cosa può fare l'analisi della BD. Ancora un attimo, devo attivare gli inibitori di dolore. Ok, ci siamo. Devo testare il tuo profilo. Avvio una BD standard. Puoi usarla per fare pratica con l'editor. Ora vediamo dove potremmo... Non può usare la mia registrazione, perché perdere tempo? Per non rischiare la pelle. Ci vorrà un attimo. Ho qui qualcosa. Dovrebbe essere perfetta. Avviala. Prima ti faccio provare la versione su misura. Così. Immersione... Il piano è semplice, non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Ok, ora vai. A terra! Tutti a terra! Voglio vedervi baciare il pavimento! I soldi! Ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Sì, io... Muoviti! O ti faccio saltare la testa! Respiri lenti e profondi. Hai cortisolo e adrenalina alle stelle, ma il software ha attivato gli inibitori ormonali. Non è successo niente, sei vivo e vegeto. Quel lampo di... shock. Lo sento ancora, ricordo. Cazzo, l'ultimo secondo. Potevi avvisarmi di quanto fa male morire. Credimi, morire davvero fa molto, ma molto più male. Non ne sarei così sicuro. Te la caverai. È tutto pronto. Adesso passiamo alla modalità modifica. Interrompo il collegamento alla matrice sensoriale dell'autore, così puoi guardarti in giro liberamente. L'intera scena è tua. In modalità analisi hai il pieno controllo della visuale. Puoi spostarti, zoomare e fare tutto quello che vuoi. È come una piccola sandbox. Quindi, modalità analisi, controlli la riproduzione. Puoi anche mettere in pausa se serve. Richiama la console per riprendere. Prova. Il piano è semplice, non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito? Da paura, vero? E non è tutto. Puoi anche accelerare o mandare indietro a tuo piacimento. Prova.
Torna indietro, fino all'inizio. Perfetto. Adesso manda avanti veloce. Il piano è semplice. Non cose strane. Vai dentro, prendi il casso e vediamo la PD. Ok, puoi anche resettare la registrazione, così facendo tornerai all'inizio. Prova. Adesso viene il bello, il vero motivo per cui sei qui. In modalità analisi puoi vedere e scansionare i dettagli dell'ambiente registrati dall'autore della BD. Concentrati sul ferro, la pistola che il coglione riceve dal suo amico all'inizio. Ora scansionala. Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi il caso e vediamo quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. E ricorda, tutto a primo. Una botta d'adrenalina. Ok. Ora vai. Ok, qui. Perfetto. Continuiamo. Adesso ascolta. In modalità analisi puoi sentire suoni e conversazioni sullo sfondo, se l'autore era abbastanza vicino. Questa tecnologia registra tutto, ogni minimo dettaglio, anche le cose di cui l'autore non si è mai reso conto. Per vedere le fonti dei segnali sensoriali registrati, passa al livello dell'audio nell'editor. Vai, prova. Ok, ora dovresti vedere vari segnali sonori nel negozio. Scegliene uno e concentrati su quello. Un pacchetto di sigarette, un pacco di brotep e un paio di zepper. Ok. Oggi c'è un'offerta sui tuoi gusti. Curry e terra! Tutti a terra! Allora, che ti pare? Incredibile. Sul serio, è come se stesse succedendo qui e ora. È così che funzionano gli impianti per registrare le BD. Rilevano tutti gli elementi sullo sfondo, poi il tecnico li regola, li mette in risalto. Continua a giocare con i suoni, esplora un po'. Quando ti stufi, continuiamo. A volte in modalità grezza puoi analizzare i livelli extra, tutto quello che il cyberware dell'autore ha registrato. Tipo? Eva ha un'ottica Kiroshi che rileva gli infrarossi. Quindi nella sua registrazione puoi vedere segnali termici. Ah, che figata! Adesso aspetta finché il tizio non stende l'idiota al bancone. Voglio vedervi baciare il pavimento! La scansione funziona anche sulle persone. Avvicinati alla tizia ferita. Prova a scansionarla. Ok, continuiamo. Vai alla parte in cui il nostro artista si becca un'iniezione di piombo. Sì, ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Sì, io... Muoviti o ti faccio saltare la testa! Visto? Gli sparano e lui non saprà mai chi è stato. Ma tu sì. Adesso arriva. È la mia parte preferita. Vedi la lucina sopra l'ingresso? Telecamera di sorveglianza. Avrà inquadrato chi ha sparato. Lo vedrai tra un attimo. È collegata allo schermo dietro al commesso. Torna quando lo schermo è nel campo visivo del ragazzo e scansionalo. È stato il suo ciumba a sparargli. Aveva in mente tutto fin dall'inizio. Una BD come questa gli avrà fruttato un bel gruzzolo sul mercato nero. Gli schizzati pagano fior di quattrini per una flatline in diretta. Comunque, se hai visto abbastanza, puoi uscire.
Devastante. Peccato che la maggior parte delle BD che facciamo qui servano solo a farsi le pippe. Beh, sei pronto per l'altra registrazione? Non so. Facciamo una pausa. Mi sento ancora come il ragazzo quando... Vi, non c'è tempo. Continuiamo, per favore. Ok, vai. Faccio solo collegare T-Bug. Ehi, chi? La netrunner della mia squadra, esperta di sicurezza. Mi dirà cosa cercare mentre analizziamo. Spero non sia un problema. Beh, a dire il vero, lo è. Non erano questi gli accordi, Eve. Rilassati, Judy. Andrà tutto bene. Non so se capisci i rischi che mi assumo facendovi entrare qui e quelli che corro ficcando il naso in questa roba. Siamo tutti sulla stessa barca. Sono i rischi del mestiere. O fai collegare T-Bug o me ne vado. Judy, ti prego. Va bene, chiamala e facciamola finita. Ehi, V, che succede? Bug, ascolta. Ho una registrazione utile del Konpeki Plaza. Una brain dance. Konpeki? Ah, non mi sorprende. Sei con qualcuno? Tranquilla, T-Bug, concentrati. Mi serve il tuo aiuto. Io non ho idea di cosa devo cercare quando sono dentro. Vediamo se posso guidarti io. Mi collego ai tuoi sistemi. Ora devi darmi accesso. Apro la porta 1779. Protocollo sicuro. Ok, sto entrando. Dovresti ricevere la mia richiesta adesso. Eccola. Sei pronta? Un millisecondo. Ok, connessione confermata. Ora un ice rapido e... ci siamo. E adesso balliamo. Vai pure, Judy. Ok, Vi, occhi aperti. Scopriamo dove Yorinobu tiene il Ready.